Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera dobbiamo porci una domanda che ha a che fare col buon senso, che precede le tifoserie politiche. La domanda suona più o meno come segue: ma secondo voi un partito in declino, allo sbando, ormai irrilevante, può essere oggetto di un'operazione massiccia su più fronti di fake news, di un attacco mediatico con centro, essere messo perennemente al centro del dibattito? Ovviamente no. Cioè, delle due l'una. Se un partito è messo a maggior ragione dal dibattito mainstream, diciamo tendenzialmente avversario del governo di centrodestra, per usare un eufemismo, al centro del dibattito medesimo, e non è un partito irrilevante, e forse è il caso di stanare questa contraddizione. Lo diciamo perché c'è appunto negli ultimi giorni una dose francamente sovrabbondante di fake news dichiarate come tali. A noi non piace il termine, ma in questo caso è oggettivamente il termine da usare, anzitutto nei confronti della Lega e del suo leader Matteo Salvini. Partiamo dalla questione fantomatica ormai del codice della strada, che è stato oggetto veramente di una campagna che ha volutamente messo da parte il merito della questione del provvedimento. Ricordiamo solo in estrema sintesi che il nuovo codice della strada non va a ritoccare i limiti alcolici consentiti per chi si mette alla guida, che rimangono totalmente inalterati, non va a come dire, snaturare nessun provvedimento precedente, va semplicemente a inasprire sanzioni per i recidivi, in modo sacrosanto, ad affinare i test e le modalità di verifica dell'eventuale assunzione eccessiva di alcolici o di sostanze, ed è un'altra cosa sacrosanta, e cosa di cui non parla nessuno, ma in realtà è la prima fonte di incidenti, mette finalmente nel mirino l'abuso abnorme del telefonino quando si è alla guida, che mette a rischio l'incolumità altrui. Dimostrazione che queste modifiche non sono uno sfoggio di neofascismo 5.0, ma appunto una banale operazione di buonsenso, sono i dati, questi dati appena usciti, diciamo a un mese di effettiva operatività del nuovo codice della strada. In un mese meno 8,6% di incidenti stradali, meno 34% di vittime rispetto al periodo analogo precedente, e i dati sono omogenei perché sono sempre i dati di polizia e carabinieri, che mi auguro il mainstream non voglia ancora mettere in discussione. Va bene, com'è, le divise sono anch'esse un obiettivo polemico del mainstream medesimo, ma non metteremo in discussione i dati forniti, immagino e spero, dalle nostre forze dell'ordine. Quindi il caso codice della strada non esiste, esiste un parziale, seppur parziale, ma oggettivo beneficio innescato dal nuovo codice della strada. C'è poi il caso che imperversa in queste ore su tutti i sitoni dei giornaloni, il caso ferrovie, no? Per cui è vero che ci sono stati una serie di disagi ripetuti in questi giorni. Peraltro, parentesi, non è che prima del governo di centrodestra le ferrovie italiane oscillassero, diciamo, tra un'efficienza svizzera e un'efficienza nipponica. Ecco, ci permetteremmo di farlo notare. Ma soprattutto, cos'è che viene completamente meno nel racconto? È una cosa in cui in genere i compagni sono affezionati: il contesto. Sapete che bisogna sempre contestualizzare tutto, ma non la faccenda dei treni, perché è utile a fare polemica contro Salvini e la Lega. E però va minimamente contestualizzata, perché ci sono dei dati non totalmente irrilevanti, a parte l'oggettivo aumento delle corse, per cui il 2004 ha fatto segnare un incremento di treni del +2%, 9.000 treni al giorno solo sulla rete RFI, ma soprattutto c'è la questione dei cantieri, che quella sia una questione di linea. Cioè il centrodestra alle ultime elezioni si è presentato dicendo cantieri, 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 più di 1.200 cantieri aperti attualmente per manutenzione, ammodernamento, innesto di nuove
nuove tecnologie nella rete ferroviaria italiana, tutte cose che i governi precedenti, spesso all'insegna del no oscurantista, non avevano fatto, e quindi è un impegno che avevano preso con gli elettori e stanno realizzando tanti cantieri che innescano a volte alcuni disagi. Facciamo solo notare che in Germania, in casi analoghi di ammodernamento dell'infrastruttura, si è sospeso integralmente il servizio ferroviario, cioè non in Zimbabwe, in Germania, cosa che qui per fortuna non è stata fatta. Quindi questo è un elemento di contesto decisivo e politicamente saliente. Dopodiché c'è la notizia inquietante di oggi, per cui Ferrovie dello Stato ha fatto un esposto alle autorità competenti dicendo, virgolette, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi, non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete. Il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo, da cui l'esposto di Ferrovie dello Stato che ipotizza addirittura un sabotaggio sulla rete. Landini direbbe un atto di rivolta sociale, ma non vogliamo instaurare nessun nesso tra le due cose, ovviamente. Qual è però il punto? Da garantisti vedremo se questa cosa è effettivamente all'opera. Quello di cui siamo sicuri è che un partito in difficoltà e prossimo alla sparizione, come ci dicono, non occupa il centro degli interessi del mainstream, non occupa le prime pagine dei giornali, non è così al centro delle questioni sollevate, delle polemiche pretestuose. Quindi, perlomeno da questo punto di vista, possiamo stare tranquilli. Grazie a tutti, a domattina.